Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Un cittadino dominicano aggredito perché di colore a Falerna. L'uomo era in compagnia della moglie incinta e della suocera. Le donne residenti a Lamezia, indaga la polizia. Un 33enne di Crotone è stato ritrovato cadavere nella sua auto a Catanzaro. È stato un residente a lanciare l'allarme sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Un'overdose di droga, la possibile causa della morte. Tutelateci o sospendiamo l'assistenza sanitaria, l'ultimatum del sindacato dei medici alle istituzioni dopo l'aggressione al chirurgo nell'ospedale di Crotone. È il secondo medico aggredito in pochi giorni al San Giovanni di Dio. Un 24enne è stato arrestato dalla polizia a Cosenza. Il giovane nascondeva la droga sotto i sedili dell'auto. 9.000 chilometri di strade, centinaia di ponti, viadotti e gallerie senza manutenzione per mancanza di risorse destinate alla sicurezza. Appello delle province al governo. La solidarietà non va in vacanza. La donazione del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, al Paradiso dei Poveri. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG, una brutta storia in apertura. Un giovane dominicano aggredito con una spranga a Falerna la sera di Ferragosto solo perché di colore. Ferita anche la suocera dell'uomo. L'intervento della polizia che ha avviato le indagini. Vediamo. L'aggressione brutale a sfondo razzista, un ragazzo dominicano aggredito a Falerna la sera di Ferragosto solo perché di colore. L'intervento della polizia ha evitato il peggio. Il giovane era in compagnia della moglie, una ragazza della Lamezia Terme, in dolce attesa, e della suocera, una donna di 70 anni che ha provato a difendere il genero ed è stata picchiata. Per entrambi è stato necessario il ricovero in ospedale. L'anziana è stata sottoposta a intervento chirurgico. Il giovane dominicano è stato colpito con una spranga nel parcheggio del locale dove avevano cenato. Da più persone al grido di "risali in macchina e vai via". Qui siamo in Calabria e i negri non sono accettati. Inutili le parole della moglie, che provava a spiegare che i tre erano e sono una famiglia. Gli agenti della polizia, dopo la denuncia, hanno avviato le indagini, identificati gli aggressori. Un 33enne di Crotone è stato trovato morto nella sua auto questa mattina a Catanzaro, probabilmente a stroncare il giovane un'overdose di droga. A dare l'allarme gli abitanti del quartiere. C'è sgomento in città, vediamo. Morire da solo in auto in una notte d'estate nella città semideserta, il dramma di un 33enne originario di Crotone trovato questa mattina all'interno dell'abitacolo della sua macchina a Catanzaro. La zona transennata, impossibile avvicinarsi oltre il nastro bianco e rosso che delimita la zona in cui è avvenuto il decesso. I carabinieri sono al lavoro per i rilievi, gli accertamenti che spiegheranno la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche il medico legale. Secondo le prime ipotesi, ad uccidere il giovane potrebbe essere stata un'overdose. La testa reclinata sul poggiatesta, nessun segno di vita. A capire la gravità di ciò che i suoi occhi stavano vedendo è stato un residente del quartiere che ha lanciato l'allarme. L'uomo già ieri sera aveva notato l'auto con all'interno il giovane. Sul cadavere non sarebbero stati rilevati segni di violenza o lesioni. I militari hanno avviato le indagini, ma la possibilità di un malore seguito all'assunzione della sostanza stupefacente al momento sembra concreta. Chissà se ha provato a chiedere aiuto. Sono in tanti oggi a chiederselo in una città sgomenta che si ritrova dinanzi alla vittima di quella droga che dilaga nelle nostre città, un pericolo sul quale si è abbassata la guardia.
Sindacati dei medici sul piede di guerra a Crotone pretendono sicurezza per i propri iscritti dopo le aggressioni avvenute a Crotone e all'ospedale San Giovanni di Dio. Per l'ordine provinciale la violenza è agevolata dai pregiudizi e dalle campagne mediatiche contro la sanità. Le proteste potrebbero sfociare in un blocco delle attività. Sentiamo. Di fronte a episodi come questi non basterebbe neanche l'esercito, è una questione di cultura. Sono le parole pronunciate dal direttore generale dell'ASP di Crotone Sergio Arena per commentare il secondo episodio di violenza ai danni del personale sanitario avvenuto nel giro di pochi giorni nell'ospedale di Crotone. Prima, il 3 agosto, l'aggressione al medico rianimatore Francesco Bossio, preso di mira insieme a 2 infermiere, in seguito al decesso di un paziente ricoverato da circa un mese. Poi, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, l'altro episodio, che ha visto protagonista un 42enne, già noto alle forze dell'ordine, salito fino al 4° piano del San Giovanni di Dio per punire il chirurgo di guardia per il mancato ricovero dell'anziano padre. Forse ha ragione il direttore generale, neanche militarizzando gli ospedali, trasformandoli in caserme, si riuscirebbe a contrastare un fenomeno imprevedibile e incontrollabile, ma sindacati e ordine dei medici non ci stanno. Le sigle sindacali immaginano di inaugurare una stagione di proteste per tutelare la sicurezza di medici e infermieri, chiedono proposte concrete e minacciano la sospensione delle attività sanitarie. Per l'ordine dei medici della provincia di Crotone, l'escalation di violenza, che coinvolge in particolare il nosocomio cittadino, è frutto anche della esposizione mediatica della quale è oggetto la sanità provinciale. La sfiducia della gente, alimentata da ingiusti e ingiustificabili pregiudizi, secondo l'ordine dei medici, facilita le manifestazioni di violenza. 9.000 chilometri di strade, centinaia di ponti, viadotti e gallerie senza manutenzione per mancanza di risorse destinate alla sicurezza. L'appello delle province al governo, vediamo. Non ci sono soldi per garantire la sicurezza di 9.000 chilometri di strade, centinaia di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle province calabresi. Ad ammettere le difficoltà, a chiedere aiuto al ministro Toninelli è il presidente dell'Unione delle Province Italiane Enzo Bruno, presidente della provincia di Catanzaro, il quale fa sapere che i tecnici delle province ormai sono costretti ad effettuare i controlli a vista e quando il pericolo è evidente l'unica possibilità che abbiamo, dice, e chiudere i tratti di strada o limitare il transito. Su oltre il 50% della rete viaria siamo costretti, aggiunge, a fissare il limite di velocità tra i 30 e i 50 km/h, una situazione che i calabresi conoscono bene. L'emergenza, lo gridano inascoltati come Cassandre da tempo gli amministratori locali, non è solo sbloccare i fondi per gli investimenti, ma garantire le risorse e i controlli per le verifiche statiche, per la manutenzione ordinaria indispensabile per la sicurezza, soprattutto per i manufatti in cemento armato costruito negli anni 60 e 70. La tragedia di Genova scuote le istituzioni periferiche che al governo dicono non aspettiamo altri drammi. Senza manutenzione il patrimonio del paese si sta riducendo in macerie. Intanto il Codacons chiede di bloccare il traffico dei mezzi pesanti su viadotti calabresi considerati a rischio. L'associazione li elenca. Si tratta dei viadotti Fiume Mesima tra Rosarno e Mileto, il ponte Morandi a Catanzaro, il viadotto Cannavino a Celico nel Cosentino, il ponte Petrace tra la statale 18 a Gioia Tauro e Palmi. L'ANAS, che per esempio ha già dei lavori in programma per il Cannavino, al momento sceglie la strada del silenzio. Un uomo di 86 anni, Francesco Taccone, già noto alle forze dell'ordine, ha accoltellato la figlia di 65 anni e la nuora di 42 ed è stato arrestato. È accaduto a Francica, nel Vibonese. I carabinieri, subito dopo aver immobilizzato l'uomo, hanno soccorso le 2 donne. La 65enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vibo Valentia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite invece più lievi sono state riportate
commettate dalla 42enne. All'origine dell'accoltellamento, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, ci sarebbero vecchie questioni familiari che si trascinavano da tempo. L'aggressione è avvenuta nella casa in cui si trovavano le due donne. La 65enne, residente a Milano, era a Francica in vacanza. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. È stato posto agli arresti domiciliari il giovane di 24 anni trovato in possesso di 12 grammi di cocaina durante un controllo effettuato dagli agenti della questura di Cosenza. Il giovane era alla guida di un'auto quando è stato fermato nei pressi di Montalto Uffugo. La sostanza stupefacente era nascosta sotto il sedile. Il giovane si è assunto la responsabilità del possesso della cocaina, scagionando la persona che si trovava con lui in auto. 3 persone sono state denunciate dal personale del commissariato di polizia di Lamezia Terme per una rissa verificatasi la notte scorsa nel centro storico di Nicastro. Il fatto è venuto in via Garibaldi. Al 113 era stata segnalata una lite tra un cittadino extracomunitario e alcuni ragazzi lametini. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva offeso i ragazzi che hanno reagito aggredendolo con schiaffi e spintoni, mentre il cittadino extracomunitario ha tirato loro addosso una pietra. Identificati dalla polizia sono stati tutti deferiti all'autorità giudiziaria per rissa. 2 auto sono andate a fuoco nella notte a Belcastro, nelle vicinanze del palazzo municipale. I mezzi sono andati completamente distrutti nel rogo. Le fiamme e il denso fumo hanno danneggiato in parte le facciate esterne delle abitazioni vicine. L'incendio ha interessato anche un contatore del gas all'esterno dell'abitazione. La fuoriuscita di metano ha reso necessario l'intervento dei tecnici per la riparazione. 11 persone tratte in arresto, 22 denunce per guida in stato di ebbrezza e 5 per reati in materia di sostanze stupefacenti con sequestro di circa 150 grammi di droghe di varia natura. Sono i risultati dell'operazione Ferragosto Sicuro dei Carabinieri sul territorio cosentino. Tra il 14 e il 16 agosto sono state impegnate sulle strade della provincia di Cosenza 325 pattuglie. Tra le persone arrestate 3 per evasione, 1 per violazione della sorveglianza speciale, 2 per resistenza a pubblico ufficiale, 1 per tentato estorsione e 4 per rissa. Ci spostiamo a Palmi per delle buone notizie, perché al centro iperbarico, dove era rimasto un solo medico, la pianta organica sarà rafforzata. Vediamo. Sospiro di sollievo per la camera iperbarica di Palmi, reparto collocato nell'ex ospedale Francesco Pentimagli e considerato fiore all'occhiello della sanità calabrese e non solo. Questa eccellenza meridionale rischiava infatti la chiusura perché dei 5 medici che operavano nella struttura ne era rimasto solo uno. Ora, su disposizione del direttore sanitario dell'ASP di Reggio Calabria, Pasquale Misiti, arriva un nuovo dirigente medico, trasferito temporaneamente dal 118 con esperienza professionale nel settore dell'emergenza urgenza relativa alla camera iperbarica. Da settimane si era creata una situazione di grave emergenza di personale medico dopo la prematura scomparsa di uno degli specialisti del reparto e con gli altri 3 medici andati in pensione nell'arco di pochi mesi, a cui non era seguita nessuna integrazione di unità suppletive per sopperire alla grave carenza. Una situazione che richiedeva un intervento immediato da parte degli organi competenti. Rischio la chiusura del centro iperbarico Galeazzi della cittadina pianigiana. Considerata l'enorme richiesta proveniente da tutto il Mezzogiorno e le terapie di supporto che il personale fornisce quotidianamente anche a tutti i corpi speciali delle forze armate che esplicano attività subacquee, dai sommozzatori della Marina Militare a quelli dei Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, a quelli della Guardia di Finanza, l'incognita era quella di non riuscire più a dare un servizio concreto nelle emergenze. In questo contesto non ha certo aiutato l'atto aziendale emanato dall'ASP lo scorso febbraio, che ha determinato per il centro iperbarico di Palmi il declassamento da centro ospedaliero a servizio sanitario distrettuale a valenza aziendale. Ora si spera un'inversione di tendenza per questa eccellenza sanitaria calabrese. A Cosenza, per una iniziativa di solidarietà, Franco Corbelli ha raccolto dei vestiti per i poveri e li ha affidati questa mattina a padre Fedele e ai suoi collaboratori. Vediamo. D'estate abbiamo tutti voglia di divertirci e spesso non pensiamo a chi ha bisogno. Franco Corbelli, in prima persona, ma anche grazie a tanti benefattori che restano nell'ombra, ha raccolto un ingente quantitativo di vestiario, affidato adesso al Paradiso dei Poveri di padre Fedele Bisceglia. Pantaloni, camicie e magliette saranno distribuiti ai bisognosi della città, perché la solidarietà, per fortuna, non va in vacanza. Sì, non si ferma la solidarietà come non si ferma l'impegno
l'impegno lodevole, eccezionale di Padre Fedele, di Teresa, di Giovanni, perché i poveri sono sempre lì, hanno sempre bisogno, chiedono aiuto e noi siamo umilmente al loro servizio. Oggi ho voluto pensare a loro perché ci sono stati anche tanti benefattori che vorrei ringraziare, che mi hanno chiamato per consegnarmi proprio macabri di abbigliamento nuovissimi, di marca, costosi anche per la verità, per tutte le stagioni, per quest'estate, per l'autunno, per l'inverno, e di darli a Padre Fedele perché li possa consegnare ai nostri amici e fratelli poveri. Io sono, potete capire, contento, commosso per queste cose, lo facciamo da tanti anni e continueremo sempre a farlo. Ecco, dare un aiuto a chi ha bisogno. Loro lo fanno quotidianamente. Io cerco di essergli sempre al loro vicino per qualsiasi esigenza. Oggi per noi non è estate, non è periodo di vacanza, no, è un giorno come tutti gli altri e lo dimostriamo essendo qui accanto a chi soffre e a chi ha bisogno. Grazie a Franco Corbelli, il miglior grazie glielo darà Gesù Cristo, perché noi passiamo. Questa roba verrà distribuita dopo il funerale che faremo a Marco, il polacco che tragicamente è morto. Giovanni e Teresa faranno i pacchetti e ogni povero avrà quello che Franco Corbelli e i benefattori hanno dato. Pace e bene a tutti e grazie a tutti. Restiamo nel Cosentino, ultimi giorni utili per l'iscrizione al corso di Scienze dell'Educazione all'Unical, un percorso didattico che, secondo il coordinatore da noi intervistato, apre interessanti sbocchi lavorativi. Sentiamo. Professor Spadafora, ancora pochi giorni utili per l'iscrizione al corso di laurea all'Unical in Scienze dell'Educazione. Sì, io sono coordinatore di corso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione. È un corso di laurea che in questo particolare momento storico dà delle opportunità di lavoro, quindi è bene che l'opinione pubblica venga informata. Vi sono infatti due normative del 2017, il decreto legislativo 65 e i commi 594-601 della legge 205-2017, che individuano due figure professionali che possono attraverso questa laurea esercitare questa funzione. Le due figure professionali sono l'educatore per i servizi educativi per l'infanzia e poi c'è l'educatore professionale socio-pedagogico, che è una figura che può per legge essere impiegata nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali. Faccio un esempio: le case famiglia, le carceri e anche gli SPRAR, tenendo conto che il nostro Dipartimento di Lingua e Scienze dell'Educazione può offrire anche un'offerta formativa linguistica che varia dall'inglese al francese al tedesco allo spagnolo, anche all'albanese e alla lingua araba. Ecco, tutto questo secondo me determina una possibilità nuova per i giovani calabresi. Scade il termine entro il 23 agosto del 2018 e saranno scelti semplicemente in base al voto di diploma. I posti attualmente sono 194, ma probabilmente sono estesi a 203 e poi, voglio dire, c'è la possibilità ovviamente che vi sia uno scorrimento delle graduatorie. A Casali del Manco, in località Serra Pedace, per la presentazione del libro Carbonai e Carbonai in Calabria, la Sila Il Vallo a Serra San Bruno di Antonio Dario Cozza, l'iniziativa promossa dalla Proloco. Vediamo. Un mestiere antico e difficile, molto diffuso fino agli anni 70, protagonista del libro Carbonai e Carbonai in Calabria, la Sila, il Vallo e Serra San Bruno di Antonio Dario Cozza, presentato in località Serra Pedace di Casali del Manco, un lavoro tramandato da padre in figlio. In questo volume ci sono due cose: l'emozione, gli affetti, i sentimenti, e poi di questi lavoratori che erano i nostri padri, i nostri nonni, il nostro passato, e poi c'è l'economia portata avanti da questa attività nei secoli che ha dato impulso a questi paesi, ai nostri paesi, ha portato un contenuto di elevazione sociale, un riscatto sociale, ha portato ricchezza a un mondo che ormai non c'è più. Quello che oggi rappresenta il petrolio, il gas, il metano, ieri era il carbone, quindi è stato fondamentale per il progresso e per la civiltà tutta. A Serra Pedace possiamo dire che il 30% e quasi il 40% era impegnato in questa attività.
faceva questa attività, svolgeva questa attività. Pagine in cui si sottolinea anche la ricaduta economica per le famiglie e per i territori in cui i carboni venivano prodotti. Parliamo soprattutto della Sila, ma anche delle serre cosentine vibonesi, Serra San Bruno e l'Aspromonte. All'incontro promosso dalla Proloco di Serrapedace hanno preso parte il sindaco di Casali del Manco, Nuccio Martire, l'assessore Francesca Pisani, lo scrittore Tonino Martire, che si è soffermato sulla necessità di salvaguardare la memoria come patrimonio culturale del territorio, e il direttore di Confindustria Cosenza Sarino Branda. Le pagine dello spettacolo, uno spettacolo frizzante e divertente, quello di Gabriele Cirilli, che ha offerto ieri sera ad Altomonte nel corso del Festival Euromediterraneo. Vediamo. Mi sono messa a letto, ho guardato mia moglie e gli ho detto: amore mio, parliamo di cose serie, dai. Dunque, se io potessi scegliere, preferirei morire dormendo. E lei mi guarda e mi fa ninna, nanna, ninna. Un Gabriele Cirilli che tra il serio e il faceto ha raccontato anche molto della sua vita, conquistando il pubblico di Altomonte, un vero one man show che lo ha reso protagonista sul palco del Festival Euromediterraneo. Uno spettacolo che si chiama Hashtag tale quale a me. Perché hashtag? Intanto perché io attraverso il mio telefonino, ormai io ho Instagram, ho Facebook, tutto grazie a mio figlio, ho Twitter, quindi i miei hashtag li aprirò al pubblico e attraverso foto che sono nel telefonino commento le mie foto, quindi usciranno fuori dei monologhi, delle canzoni, degli sketch, delle pochade, qualsiasi cosa che fa ridere. Ci sono dei momenti di riflessione, però insomma è uno spettacolo che ha avuto successo veramente dappertutto e non poteva che chiudere in un posto così bello. Digitando un codice, se c'hai la casa digitale, riesci a distanza ad alzare le serrande, accendere la televisione, innaffiare le piante, cucinare un pollo. Roba che se te sbagli a digitare il PIN, torni a casa che hai cotto i gerani, hai annaffiato la TV e trovi il pollo che sta per chiudere la serranda da solo. Gabriele Cirilli tornerà presto ad Altomonte perché farà parte di un innovativo progetto. È un crescendo di emozioni. Dopo Noemi e Izzo, Cirilli ci ha intrattenuto in maniera meravigliosa, ma soprattutto con lui abbiamo deciso, dopo aver fatto un giro per Altomonte, lui si è innamorato del paese, ha detto dobbiamo fare qualcosa insieme, quindi probabilmente tornerà, ci rivedremo a settembre per pensare a un progetto condiviso tra Sulmona e Altomonte, un progetto diciamo, di teatro, ma soprattutto un progetto importante per le comunità. Barbera e champagne, stasera vediamo. Il prossimo appuntamento ad Altomonte è fissato per domenica sera con Mogol racconta Mogol. Una serata invece con il naso all'insù per ammirare le stelle, l'iniziativa del Parco dell'Antica Mileto. Vediamo. Una notte di mezz'estate indimenticabile, trascorsa con lo sguardo rivolto all'insù. C'è un luogo dove archeologia, storia e scienza si sono incontrati, realizzando un momento di straordinario fascino. È il Parco archeologico di Mileto Antica, curato dagli archeologi dell'Associazione Culturale Mnemosine, che hanno avuto la brillante idea di chiamare a raccolta gli appassionati per una serata di osservazione delle costellazioni, per finire, dopo un aperitivo con una degustazione di prodotti tipici calabresi, con un'ultima occhiata al cielo, imparando a riconoscere alcune delle costellazioni visibili proprio nel mese di agosto. Un viaggio affascinante tra le stelle, possibile grazie alla strumentazione professionale messa a disposizione per la serata dagli esperti che a Vibo Valentia da tempo si dedicano a questa attività, affiancati da Antonino Brosio, giovane astrofilo calabrese, direttore del Parco Astronomico Lilio di Savelli. Questo interesse è anche un fatto scientifico in Calabria, perché c'è questa realtà importante che sta avendo tanti consensi. Sì, assolutamente, uno dei nostri primari obiettivi appunto è quello della scienza e riusciamo a farla grazie alla strumentazione importante che abbiamo lì a Savelli, però non mettiamo assolutamente da parte la divulgazione, che lo riteniamo sicuramente uno dei nostri scopi principali. Infatti facciamo anche queste serate in giro per la Calabria, quindi non solo qui in provincia di Vibo, ma andiamo spesso anche in altre zone.
E queste sono occasioni per coinvolgere nuova gente che si interessa a questo, che comunque è sempre qualcosa di affascinante. L'obiettivo sì, è anche quello. C'era un bambino prima che mi faceva delle domande, ma aveva già una preparazione eccezionale per essere alla scuola elementare, quindi sì, ci piacerebbe fra qualche anno vederne qualcuno che diventi un astrofisico, per esempio. E la struttura di Savelli può aiutare in questo? Sì, infatti noi facciamo proprio questo, cerchiamo sempre nuove leve, lavoriamo molto con le scuole e lavoriamo anche con dei progetti appunto con i PON, con i POR, proprio con lo scopo principale di trovare nuove leve. Ma dobbiamo dire che rispetto a quando andavamo, soprattutto quando andavo io a scuola, le cose sono cambiate tantissimo, i ragazzini già sono preparati già dai 5-6 anni, noi abbiamo anche spesso bambini delle scuole dell'infanzia che devo dire che arrivano con una preparazione veramente incredibile. Il parco si presta anche ad iniziative come queste e raccoglie tante persone. Assolutamente sì, perché innanzitutto c'è secondo me voglia di bellezza e questo posto si presta. E per un'attività come questa credo che sia perfetto, perché siamo lontane dalle luci della città, del paese, si arrivano a vedere stelle che forse neanche sappiamo che ci sono. E quindi credo che sia magico. Oltretutto l'astronomia nel Medioevo si studiava nei monasteri, nelle chiese, in contesti ecclesiastici, e qui siamo in un'abbazia, quindi mi sembra perfetto, non trovo un posto migliore di questo. Al via le manifestazioni per la 33esima edizione dell'Estate Internazionale del Folklore a Castrovillari. Vediamo. 3, 2, 1, flash mob! Il popolo del festival ha risposto presente all'apertura della 33esima Estate Internazionale del Folklore del Parco del Pollino. Tutto il mondo in piazza Municipio a Castrovillari per dare l'avvio all'evento folclorico mondiale della Calabria Citeriore, organizzato dall'associazione EIF per la direzione artistica di Antonio Notaro. Il popolo del festival ha risposto alla grande a questa novità del flash mob. Sono veramente contento perché era inaspettato, devo dire, da parte di tutti quanti noi vedere una partecipazione così massiccia, soprattutto da parte dei giovani. Veramente una bella serata e speriamo che è un buon inizio per tutta la settimana di questa 33esima Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino. Un vero e proprio fiume di gente si è riversato su via Roma e in una sorta di flash mob, idea di Carlo Catucci e realizzazione coreografica di Tilde Nocera, ha dato vita ad un caleidoscopio di musiche, canti, danze e sfavillio di colori, grazie alla presenza dei gruppi provenienti dalla Polonia, Ecuador, Francia, Corea del Sud, Martinica, Messico, Burkina Faso e naturalmente Italia. Via Roma trasformata in una vera e propria discoteca a cielo aperto con i DJ Father J e Big Voice per un mix di divertimento ed emozioni che ha coinvolto giovani e meno giovani. È una bellissima sensazione, è quello che va a confermare il nostro brand di questa Castrovillari Città Festival. Uno strepitoso successo che ha immortalato l'evento folclorico che va avanti da ben 33 anni. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Si prospetta sulla nostra regione un fine settimana ancora all'insegna di un'accentuata stabilità, in particolare nelle ore pomeridiane, causato dal continuo flusso di aria più fresche in quota proveniente dai Balcani, che alimenterà una blanda circolazione di bassa pressione e favorirà la formazione di temporali di calore nelle aree interne, con sconfinamenti sui settori costieri, che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, al mattino nubi sparse sui litorali tirrenici, con possibili acquazzoni, altrove generalmente poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità di tipo comuniforme sulle aree montuose, con piogge sparse e temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità su Pollino, Sila, catena costiera, Reventino, Serre e Aspromonte. In estensione sulla Valle del Crati, Valle del Savuto, Lametino, area urbana catanzarese, Marchesato, Costa degli Aranci, Costa dei Gelsomini e aree dello Stretto. Temperature in lieve calo. Adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, poco mosso il Mar Tirreno con venti a regime di brezza, calmo il Mar Ionio con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.